Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ragazzi, qui c'è da parlare perché la partita di ieri fra Milan e Lazio valevole per i quarti di Coppa Italia, ragazzi, qui c'è da parlare parecchio perché il Milan attualmente è più forte dell'Inter? A mio avviso sì. Ma prima di proseguire il video ti ricordo di iscriverti al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'hai fatto. Mi raccomando, attiva la campanellina perché i video stanno calando, le visualizzazioni stanno calando e quindi se non attivi la campanellina non sai mai quando io pubblico i video, quindi chi aspetti? Attiva la campanellina e iscriviti al canale. Detto questo, parliamo proprio della partita di ieri sera perché Pioli ieri ha dato una lezione di calcio a Maurizio Sarri. Vuoi che la Lazio ha fatto questo turnover, che io poi turnover non lo chiamerei perché i giocatori della Lazio quelli sono contati e quindi va bene così. Dall'altra parte il Milan assente senza Ibrahimovic e Rebic, però il Milan, e questa è una cosa che non va sottovalutata, in questo momento è più forte dell'Inter secondo me. E non lo dice solo la vittoria sul derby, a parte che ora ci sarà un derby andata e ritorno contro il Milan, contro l'Inter, e quindi si possono scannatevi fino alla morte fra tutti e due. Ora c'è da dire però che ieri il Milan ha imposto ritmi altissimi alla partita nei primi 45 minuti. La Lazio è in netta difficoltà, questo nessuno lo mette in dubbio, ma è proprio anche quando Sarri era al Napoli, quando faceva quei mini turnover, quei cambi, la squadra non girava più, e stessa cosa è successa alla Lazio ieri sera. Intanto guardate che bella giornata che c'è qui in Toscana, aspettate, voglio vedere girare. Guardate che bella giornata di sole. Alcuni me l'hanno chiesto, ma Neapolis, ma tu guidi e fai il video? Ragazzi, le mani io ce l'ho, come vedete, ce l'ho tutte e due sul volante. C'ho l'appenditelefono sul portatelefoni, appenditelefoni, chiamatelo come vi pare, sul vetro, quindi io guardo la strada e non mi deconcentro. Cazzo, la benzina, il diesel a 1,69, dove andremo a finire, ragazzi? Dove andremo a finire? E vi farò vedere che scoppierà pure la terza guerra mondiale. Aspettiamo, io spero di no, però le pretese per una guerra mondiale ci sono tutte. Comunque, tralasciando questo che sono cose politiche e non appartengono al canale, stavamo dicendo Maurizio Sarri. Vorrei parlare proprio di Mister Sarri. Gli hanno fatto la domanda, la Lazio non è come il Napoli, di qua di là. Ragazzi, il giornalista pure che fa questa domanda è una risposta, è una domanda da fare a un allenatore così? Cioè, che senso ha? È normale che la Lazio non poteva competere a livelli di quel Napoli perché i giocatori sono totalmente diversi, va bene? La Lazio viene da tanti anni di Simone Inzaghi ed è normale che cambiando allenatore, cambiando modo di giocare, cambiando tutto, è normale che la squadra si debba adattare a Sarri e Sarri si deve adattare ai giocatori che ha. Poi non mi sembra che Lotito abbia fatto tutta questa rivoluzione tecnico-tattica, l'ha fatta in panchina la rivoluzione certamente perché ce l'aveva con Simone, con tutte quelle altre cose, però a livello di giocatori la Lazio sono 5-6 anni, 5-6 stagioni che c'ha sempre gli stessi giocatori. Tu dici ma ha comprato Petro, sì, ma Petro non è quel giocatore che era Calleon, giusto per farvi capire il meccanismo, no? Quindi è inutile dare le colpe a Sarri. Allora, secondo me Lotito gli ha detto vicino a Maurizio, tu mi devi portare in Europa, che sia Champions League, che sia Europa League o che sia Conference League. Per le casse della società va bene prendere una competizione europea, qualunque esso sia, non c'è nessun problema, non ti sto dicendo che mi devi portare in Champions League. Poi, se parliamo di un progetto a lungo termine di 5-6 anni, io in 5 anni voglio andare in Champions League e quindi questo è il primo anno, ce ne sono altri 4 per entrare in Champions League per la Lazio. Detto questo,
parliamo un attimo di questo Milan che, ragazzi, sta facendo paura in questo ultimo periodo. Premessa, ho visto la Bobo TV e c'era Cassano che ha detto: ah, ma il Milan il derby l'ha vinto a culo. No Cassano, no. Quando voi dite la squadra ha vinto a culo, posso capire lo Spezia e l'Empoli che hanno vinto a Napoli a culo, e quello è culo, va bene, però il Milan nella partita c'è stato, e ti dico pure perché il Milan nel derby è stato dentro la partita. Il Milan è stato nella partita grazie al portiere, ma quando leggo queste cose, vedo queste cose su YouTube, su internet, su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Telegram, dove cazzo vi pare a voi, io non riesco a capire come sia possibile che Cassano gli diano ancora spazio per parlare. Com'è possibile questa cosa? Antonio Cassano dovrebbe stare in pensione, perché Cassano, francamente, ha fatto 2 o 3 anni al top della forma. Quando dice cos'è che ha detto João Pedro o Guerre, che questi giocatori non avrebbero mai giocato in Serie A quando c'eravamo noi, Cassano, tu devi ringraziare a Totti, a Montella se hai vinto qualcosa, perché quando sei andato al Real Madrid ti hanno sbattuto subito fuori, quindi è inutile che tu continui ad ostinarti a parlare in televisione o su Instagram o su Telegram, dove cavolo vi pare a voi. Quindi ragazzi, non è cosa sua secondo me fare l'opinionista di calcio, non ha senso fargli fare l'opinionista. Poi se noi vogliamo fare un format per intrattenere, che vogliamo intrattenere i tifosi, va benissimo così. Detto questo Milan, ragazzi, ha dalla sua parte la forza emotiva di un allenatore che sembrava finito per il calcio italiano, che non doveva essere un allenatore, addirittura alcuni tifosi del Milan si ostinavano a dire l'anno scorso Pioli out, ma francamente Pioli, più di quello che sta facendo, cosa deve fare? Deve vincere uno scudetto? Ok, comprami i giocatori, spendi 70-80 milioni per un attaccante e io ti faccio vedere come il Milan vince il prossimo campionato di Serie A, va bene? Il prossimo anno, ragazzi, la Juventus molto probabilmente vincerà lo scudetto, e io vi dico pure il perché. L'Inter l'anno prossimo non reggerà il confronto con le altre squadre, perché semplicemente Simone Inzaghi tuttora sta lavorando sul gioco di Antonio Conte, va bene? Quando sarà finita la zizzanella, va bene, che i giocatori non avranno, quando tu poi andrai a fare calciomercato, perché poi andranno a fare calciomercato naturalmente, vedrai come l'Inter calerà di intensità, perché io penso 90 minuti come gioca l'Inter non li farà mai in tutta la partita, 90 minuti tutta la stagione, 90 minuti a fuoco come giocano loro, è impossibile tenerli quei ritmi. E se verrà a Napoli a fare quel gioco così propositivo che a loro piace tanto, lo prenderanno in saccoccia. E te lo dico pure perché il Napoli con il gioco di Lobotka, che fa Lobotka, che serve il pallone sui piedi degli attaccanti, Osimhen lo metterà in condizioni di quei contropiedi che tanto gli garbano a lui. Ragazzi, Abraham, che non è che sia questo fulmine di guerra, anzi intanto questi hanno finito la casa qui, Abraham, che non è questo fulmine di guerra, è andato via in velocità a Skriniar, Abraham a Skriniar, con una finta di corpo è andato via, e Skriniar, a detta di molti, è il migliore difensore in Serie A. È sempre la palla destra di Kalidou Koulibaly, rendiamocene conto. E sarà proprio una partita per vedere il Napoli se emotivamente avrà concepito questa cosa, che può vincere veramente qualcosa di importante, perché lo sappiamo, quando il Napoli deve fare il salto di qualità è sempre in difficoltà. Ora non si sa come mai, però il Napoli, quando debba fare questo salto di qualità, viene meno. Però le premesse per vincere qualcosa di importante quest'anno ci sono, e ci sono ma veramente grandi le opportunità, perché con il rientro di Kalidou Koulibaly ed Anghissà tu andrai a fare dei cambiamenti durante la stagione che non potevi fare nella stagione dei 91 punti. Cioè, rendiamoci conto, la media è quella
tu ci puoi arrivare benissimo ai 90 punti quest'anno, sempre se l'Inter vincerai con l'Inter, perché poi in Napoli gli scontri diretti ce li ha quasi tutti a Napoli, l'Atalanta ce l'ha a Bergamo, va bene? Il Milan ce l'ha in casa, l'Inter ce l'ha in casa, la Lazio ce l'ha a Roma, va bene? Però gli scontri diretti tu te li vai a levare praticamente quasi subito a febbraio, perciò io vi dico, questo è il mese dove il Napoli deciderà se essere una big o essere l'eterna incompiuta. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ci vediamo oggi alle ore 18 per un ulteriore video. Ciao aiù.